Ma allora, basta telefonare. No, io voglio anche andare a lavorarmi stamattina. Ma come doi? No, lei, Angel Mario, lei è un solo, è come Pero e Silvio, come Riberto Luciano, quello del Chievo. Passa a telefonare. No, no. Segretario. Sì, sì, ciao, ciao Angelo, ciao, ciao, sì, ho capito. Ma anche adesso ha mancato papà, no? Cosa faresti? Se che arriva un'offerta dagli arabi, gli dica, che guarda che è una spendona, carità dei soldi, di poco, basta, adesso è ora anche che sta gente che ha soldi, milioni, capisca che non ne può rovinare una squadra così, no? Ascolta, mi devo dire l'altro di, del Fersina, oh, non l'ha voluto in considerazione, cavoli suoi, però guarda, 21 partite tutte vinte, e ne ha mai solo una è quella che ha pareggiato, insomma, adesso non è per dire, ma sì, mi capisco che può spaccare su tutto, ma ti vedrai che la che dura poco, il tende di sbroccare, dai, ma sì, deve sempre fare così, anche suo papà era così, guarda, tuo nonno, guarda, guarda. Ascolta, mica io ho un'altra idea però, adesso aspetta con calma a parte di, dopo ti dici, guarda, chiama a Cornelio, che è una buona idea stavolta, se non vuole Torre Tessina, se non vuole ripensare, eh, che ti dici che passa di chi, che è il piazzale dell'elicottero, eh, e andiamo a mangiare un po' di camisali dal Belvedere, no, forse il Belvedere meglio di no, perché lì passa anche il Pirlo ogni tanto, per gli amici, no, nessuno del Manota, Colonia di Tende, ecco, allora ti dici che un'idea sarebbe questa, fare la fusione col Milan, è inutile che ne avanti, soldi non che ne, e tanti dei giocatori dell'Inter ormai va lì, no? Guarda Montari, guarda Ibrahimovic, Pirlo, Sedor, cioè prima o poi tutti, da chi va a finire lì, cioè attraversa la strada, tanto vale che sta assieme e che chiama Inter Milano, magari fa la fusione in occasione di quella grossa fiera, l'Expo di che fa, e fa anche una buona. Ecco, allora parli gentiva, là, aspetta un po' di dì, ma sì, te dai che si risolve tutto, sai. Ascolta, invece, che sarebbe il fior del mio collega, Sergio Molinari, lavora per il Trentino, Alessio, dai, fargli fare provi, ma che è bravo, boccia, il gambetto, cioè, gioca nell'arco, ma cosa vuoi che sia, cioè, non è che grave tante, eh? Ciao, 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 Angelo, ciao. Ciao.